Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot, puntata culturale. Questa sera siamo ospiti a Palazzo Taddea a Spilimbergo della mostra Tiziano tra Venezia e Spilimbergo, che è stata allestita dal 2 ottobre e andrà avanti fino al 31 di questo mese. Siamo in compagnia del sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli. Insomma, una mostra importantissima perché mette al centro la figura di Tiziano, e dopo scopriremo anche perché, e che dà valore, insomma, alla città del mosaico. Sì, una mostra che è frutto di un percorso lungo nel tempo e che ha trovato, insomma, in questa occasione, durante queste settimane, un compimento, la realizzazione anche per molti aspetti di un sogno. Il maestro Tiziano, la figura del Da Ponte, evidentemente anche dei momenti collaterali che fanno un po' da cornice a quello che è il pezzo forte, il quadro, per una rappresentazione in particolare culturale della nostra città, vocazione culturale evidentemente. È stato un po' un sogno che è stato avverato con un ritorno, insomma, di quest'opera a casa, se vogliamo. Sì, per molti aspetti possiamo considerarlo effettivamente un ritorno a casa, la figura del Da Ponte che ha seguito la figlia, i due ulteriori ritratti, una mostra che nel suo piccolo è grande. Allora, noi ringraziamo molto il sindaco Sarcinelli e vi portiamo con le nostre telecamere a vedere il pezzo forte. Insomma, abbiamo sentito alcuni nomi, naturalmente quello di Tiziano che fa da padrone di questa mostra, e andiamo a vedere insieme al curatore Federico Lovison. Eccolo qua, questo è il quadro di Tiziano. Buonasera Lovison, insomma, ci racconta la magia di questo quadro. Buonasera e buonasera anche ai telespettatori. La fortuna di avere questo ritratto che raffigura Juan Paolo da Ponte, un mercante vissuto a Venezia nel Cinquecento, è quella, attraverso un'immagine, di poter ritornare indietro di 500 anni per ripercorrere una storia di un uomo che ha vissuto intensamente e che ha lasciato traccia di sé grazie anche a opere artistiche conservate nella sua casa. Questo ritratto in modo particolare è stato eseguito da Tiziano nel 1534 ed è stato realizzato assieme a quello pure della figlia del personaggio effigiato Juan Paolo da Ponte, cioè Giulia. Il dipinto nello specifico è stato pagato 10 ducati, quello della figlia 20, e più 5 scudi d'oro per l'utilizzo ampio dell'azzurro oltremarino che sarebbe andato nella veste di Giulia. Questo ritratto, in modo particolare, come è tipico dello stile di Tiziano, non raffigura solo un uomo come lo si doveva vedere all'epoca, ma dà anche contezza dello status sociale e della capacità anche psicologica dell'uomo. E così vediamo questo Juan Paolo vestito con un giubbone di velluto nero frastagliato, una bella manica in prima battuta che chiude con una mano e l'anello di matrimonio. Decora il giubbone anche questa pelliccia di lince, la seconda manica molto bella con il guanto che lascia intravedere nel pollice un'unghia, e l'uomo che ci guarda con questa barba foltra o sembra ignorare alle volte lo spettatore su un fondo neutro. Si apre una finestra sul paesaggio, c'è un caseggiato, una betulla in bella vista e un cielo azzurro. L'elemento fondamentale però è sicuramente il libro che tiene tra le mani, un volume dalla tipica cordella che forse ci dice tutto e che è il vero segreto di questo ritratto. Cioè Juan Paolo, un mercante che si era arricchito e aveva acquisito uno status sociale all'interno della società veneziana, forse si mostra come quell'uomo che è il mercante, no? Arricchito, che tiene tra le mani però un volume, il libro della sua biblioteca, quindi simbolo della sua cultura umanistica, o forse, meglio ancora, secondo me, uno dei suoi memoriali, cioè i diari che abitualmente scriveva tutti i giorni, in cui teneva la sua amministrazione, quindi il suo lavoro, ma soprattutto in particolare quello che riguarda la sua vita e la sua famiglia. Che fine ha fatto questo dipinto per 5 secoli? Qual è la sua storia? Ma il ritratto probabilmente è rimasto sempre nella casa di Juan Paolo, passò all'unica figlia Giulia, che risiedeva stabilmente a Spilimbergo nel Cinquecento, e dopo gradualmente questo quadro si è perso nel corso dei secoli. In particolare però sappiamo che nel 1928 era a Parigi da un antiquario, Yves Perdu,
che poi fu conosciuto per aver collaborato anche in periodo nazista nella vendita di opere d'arte. Negli anni 30 era monaco di Baviera presso la Galleria Heinemann e poi arrivò negli Stati Uniti in maniera che non conosciamo e fu ritrovato nel 1998 dall'antiquario Pietro Scarpa di Venezia, che ne riconobbe immediatamente la mano di Tiziano, lo acquistò, lo portò in Italia, lo fece restaurare da uno studio veneto e durante le operazioni di restauro sul retrotela, durante la rifoderatura, fu ritrovata l'iscrizione che poi è qui riportata nel pannello, Giampaolo da Ponte Spilimbergo, scritta probabilmente da un illetterato veneziano dopo la morte di Giampaolo per indicare chi era raffigurato e anche la destinazione del dipinto, cioè Spilimbergo. È stato difficile riuscire ad ottenerlo, diciamo, ad averlo così in prestito per questa mostra? No, devo dire che la disponibilità degli antiquari Scarpa è sempre stata molto, molto grande, ma ci legava con gli antiquari Scarpa, in particolare con me, un rapporto di amicizia dovuto anche ai memoriali di Giampaolo da Ponte, perché entrambi eravamo amici della proprietaria ormai defunta, dei memoriali Clotilde Spagno, che li conservava nella sua casa a Venezia, memoriali che sono stati salvati pure durante la Prima Guerra Mondiale, che in parte sono conservati proprio qui nella stessa sala. E questi memoriali danno la possibilità per l'appunto di conoscere anche la commissione del ritratto a Tiziano, così come quello della figlia Giulia, e darci veramente uno spaccato della Venezia rinascimentale, come se facessimo un viaggio nel tempo e avessimo la possibilità di rivivere veramente quel mondo affascinante. Ah sì, una meraviglia che vale la pena veramente venire a vedere. Andiamo a vedere anche questi memoriali allora, che sono sicuramente interessanti per tanti aspetti. Allora, qui si possono vedere due di questi esemplari, il primo, quello chiuso, rilegato in pergamena, il Memorial B. Come vedete Giampaolo tendeva a nominare i propri memoriali con una lettera dell'alfabeto, tutti sono nominati in ordine progressivo, il primo riguarda gli anni 20 del Cinquecento, questo aperto gli anni 30. Vedete, aveva delle pagine sempre molto fitte, scriveva tutto su questi libri. In particolare questa seconda parte testuale, poi sottolineata da qualcuno a matita, riguarda proprio la commissione Ser Tuchan Decadore Pictor, cioè il celebre Tiziano. Ma da questi registri, come dicevo, vengono fuori anche informazioni varie. Per esempio, subito sotto c'è anche la commissione di un altro dipinto a Domenico Biondo, di un presepe dei Magi che andava nella camera di Giampaolo da Ponte. Questo vi fa dire anche come Giampaolo non si discostasse dal collezionismo dell'epoca a Venezia e quindi tenesse nella sua casa circa una serie di 25 pitture che veramente davano l'idea di come lui fosse un appassionato, un curioso, e ci restituiscono la figura di quest'uomo separata da quella di Irene di Spilimbergo, sua nipote, più celebre di lui, ma da quello che possiamo capire lui diventa finalmente protagonista in questa storia ed è quello che conduce le fila di tutto quanto. Se oggi questi memoriali sono salvi, però dobbiamo anche una storia particolare, vero? Sì, è vero, perché come dicevo, la fortuna è stata che siano sopravvissuti nei secoli grazie alla figlia Giulia che aveva sposato i nobili di Spilimbergo e quindi sono sempre rimasti in proprietà di questa famiglia in Friuli. Se non che, come dicevo, l'archivio di famiglia durante la Prima Guerra Mondiale è stato soggetto a un'occupazione, no? Dopo la rotta di Caporetto, e durante l'occupazione, nel corso di un incendio che si era sviluppato in casa Spilimbergo, diverse delle pergamene, soprattutto che ne facevano parte, sono andate perdute. Un soldato dell'esercito nemico però ha deciso di salvare buona parte di questi beni, tra cui facevano parte anche questi volumi, lasciando un'iscrizione apposta sopra, cioè sperando che questa famiglia potesse ritrovare un giorno la sua memoria e il suo passato. E questo è stato effettivamente possibile. La cultura è sempre anche più forte delle guerre. Allora, intanto che Chiara Miscoria vi fa vedere per l'ultima volta i memoriali, noi ci spostiamo da quest'altra parte della sala perché dici Spilimbergo e non puoi non pensare al mosaico. Allora un legame tra il mosaico e Spilimbergo lo avete trovato anche voi ed è appunto raffigurato insomma in quest'opera che adesso vediamo.
Sì, il mosaico qui affiancato al ritratto di Tiziano raffigura per l'appunto l'artista, quindi il celebre maestro Cadorino, che viene riprodotto dalla maestra Cristina De Leoni della Scuola Mosaicisti del Friuli nell'autoritratto del Museo del Prado di Madrid, quindi l'ultimo fondamentalmente autoritratto di Tiziano, che viene realizzato qui con tutte le tecniche che sono utilizzabili nel mosaico e che effettivamente rende secondo me proprio l'espressionismo di quest'uomo e ben si colloca in dialogo con il ritratto. Scuola del Mosaico che peraltro compirà 100 anni proprio l'anno prossimo, quindi un omaggio anche questo. Insomma, la meraviglia del mosaico è sicuramente quasi alla pari della pittura, anche se sono due tecniche artistiche diverse, però insomma in questo caso vediamo la bellezza di quest'opera. Certo, sì. E direi che per concludere quello che riguarda questa sala, chiaramente, questo vorrei dire, che certamente quello che avete visto in questa sala riguarda, come dicevo, un percorso, un risultato di ricerca, no, e di studi, che però trova, secondo me, buona condivisione attraverso tutta una serie anche di possibilità, come le note in mostra in particolare, dove attraverso un racconto possiamo avvicinarci all'incontro con queste opere e, secondo me, come i memoriali stessi testimoniano, ritornare indietro di 500 anni riscoprendo che queste persone sono più vicine a noi di quello che crediamo. Eh sì, davvero un bel tuffo nel passato che non finisce qui, perché adesso ci fermiamo per la pubblicità, noi cambiamo stanza perché ci sono altre meraviglie che Federico Lovison ci vuole raccontare. A tra poco con Screenshot, restate con noi. Seconda parte di Screenshot, siamo a Palazzo Tadea a Spilimbergo, dove è stata allestita la mostra Tiziano tra Venezia e Spilimbergo. Prima della pubblicità vi abbiamo fatto vedere quel quadro meraviglioso, opera del Tiziano, in compagnia di Federico Lovison, che ritroviamo in quest'altra sala della mostra, beati tra le donne, tra Emilia e Irene di Spilimbergo. Evidentemente sì. E dunque questi due ritratti che abbiamo alle spalle sono le copie storiche ormai dei due ritratti originali di Irene e Emilia di Spilimbergo conservati oggi alla National Gallery of Art di Washington. Questi due ritratti nella storia nascevano nel 1558, quando Juan Paolo da Ponte, il personaggio che abbiamo visto prima raffigurato da Tiziano, il nonno di queste due ragazze, ha deciso di far inserire nella collezione dei suoi ritratti nella casa di Venezia anche le due nipoti. Così ha commissionato nel 1558 a un allievo di Tiziano, Giampaolo Pace, i due ritratti, descrivendo anche che vesti dovevano avere, quindi queste due vesti color paonazzo, e le cinte che chiudono la vita, che sono nient'altro che due rosari, quei cosiddetti paternostri, che avevano questa funzione un po' decorativa. I due ritratti però non sono stati quasi mai completati da Giampaolo Pace, tant'è che purtroppo nel 1559 Irene di Spilimbergo, quella che adesso state vedendo per l'appunto, morì a causa di un tifo a Venezia, e questo evento in realtà richiamò in gioco Tiziano stesso, perché Giampaolo dovette rivolgersi per forza al maestro per chiedere l'intervento di correzione e anche di completamento del ritratto lasciato imperfetto per 2 anni dall'allievo Giampaolo Pace. E diciamo che questo intervento ha modificato del tutto la funzione del ritratto, perché se il ritratto di Irene nasceva molto simile a quello della sorella, cioè con una finestra semplice sullo sfondo, adesso invece la vediamo con tutte le allegorie che riguardano un po' il mondo dell'arte e della letteratura, e cioè tutto il quadro diventa allegoria di che cosa sarebbe diventata Irene se fosse rimasta in vita nel campo delle arti, così che c'è l'unicorno sul paesaggio, simbolo della purezza, diciamo la scritta siffatta tuliscent, la coroncina di fiori e di alloro, tutto rimanda a quel mondo, così come anche il vascello in tempesta sul ritratto della sorella Emilia,
che sembra dialogare quasi con quello della sorella Pandan e richiamando lo stato turbato dovuto alla morte della sorella Irene. Ecco, ad Emilia è andata un po' meglio. Sì, fortunatamente sì, si è sposata, insomma è l'unica sopravvissuta un po' a questa famiglia. E diciamo l'altra cosa interessante è che i due ritratti originali sono rimasti in Friuli fino agli inizi del Novecento, quando poi Enrico Dati Mismaniago, volendo venderli, li ha trasferiti a Firenze presso l'antiquario Elia Volpi, e in quel contesto sono state realizzate queste due copie, che possono forse essere considerate anche dei falsi, vista quasi la totale, diciamo così, somiglianza con gli originali di Washington. E in quel contesto nel 1909 a Firenze vengono venduti a un grosso antiquario americano, Joseph Duven a New York, che li venderà a Peterkin a Washington, e nel 1943 Peterkin, morendo, lascerà tutto alla National Gallery of Art, compresi questi due che attualmente, io ho avuto l'occasione di vederli nel 2017, sono in deposito per una questione di rotazione proprio alla National Gallery. Ma sono praticamente uguali? Sì, sono identici, sono veramente identici sia per dimensioni che anche per resa pittorica. Una famiglia importante, l'abbiamo detto, insomma, per Spilimbergo. Qual è stato poi l'evolversi di questa famiglia? Ma un evolversi che gradualmente nei secoli evidentemente è rimasto a livello di importanza, però certamente il periodo che qui rappresentiamo, quello del Rinascimento, è effettivamente il periodo di massimo un po' splendore. Non mi ho ricordato una cosa interessante, perché di questa collezione faceva parte anche un ritratto che ho avuto l'occasione un po' di ritrovare a livello documentario proprio prima dell'inizio della mostra, e cioè faceva parte anche un ritratto del padre di queste due, Adriano di Spilimbergo, e la nota compare in un foglio che in realtà non dice niente perché è proprio bruciato causa quell'incendio che abbiamo citato prima, dove si cita questo ritratto realizzato dal Pordenone a Venezia. Quindi è una notizia in più che parla appunto di un pittore che evidentemente nella mente di Adriano di Spilimbergo era il pittore di riferimento, visto appunto le committenze già eseguite per Spilimbergo, ma anche immaginiamoci questo Adriano che va a Venezia sposando Giulia ed avendo come riferimento non Tiziano in questo caso ma il Pordenone. Sì, chissà dove sarà questo ritratto, se ci sarà ancora. Sì, qualche ipotesi ce l'ho, però diciamo che non è ancora certa, bisogna fare gli accertamenti dovuti, non è in Italia comunque, ecco su quello. Un altro pezzo forte di questa sala sono questi graduali, qui ne vediamo uno, insomma che cosa sono e qual è la loro particolarità, pezzi peraltro che da un bel po' non si vedevano. Sì, diciamo una quarantina d'anni per quanto riguarda l'esposizione ufficiale a Spilimbergo, e come dico spesso secondo me è un'occasione privilegiata, perché rivedere questi che per noi a Spilimbergo sono i tesori della città conservati nell'archivio della chiesa, secondo me è proprio un'occasione per riguardare questa bellezza figurativa che si mostra sulle pergamene dei codici che sono stati realizzati tra la fine del 400 e i primi anni del 500 da Giovanni de Cramaris da Udine, e che soprattutto in questo graduale che qui è esposto, il graduale numero 3, trovano la loro massima espressione. In particolare vedete qui c'è la pagina dell'Ascensione aperta con queste miniature a piena pagina e una bella iniziale centrale che a mio parere dà proprio il senso della teatralità, no? Con questi apostoli alla base e il Cristo che ascende al cielo. Anche qui penso sia interessante un particolare che abbiamo anche poco tempo fa riscoperto, cioè che anche il valore di questi beni si è rivalutato nel tempo, perché negli anni 50 per esempio addirittura erano utilizzati alle volte anche per gioco dai bambini che non conoscevano il loro valore, e dopo il terremoto, grazie anche all'intervento di Monsignor Tesolin, allora arciprete, che addirittura li teneva sotto il letto per paura che fossero trafugati durante quegli eventi, oppure li sportava anche in macchina, guai che li rubassero, sono stati chiaramente rivalutati, ritrovati, hanno avuto una loro esposizione molto bella nel 1984,
4, e quindi il loro valore veramente è stato riconosciuto, come dicevo, come queste opere preziose per Spilimbergo. Adesso lo vediamo aperto a una pagina, ma so che c'è la possibilità bellissima di vederlo completamente. Certo, abbiamo questa possibilità venerdì 22, la sera alle 20:30, serata in cui la professoressa Caterina Furlan illustrerà i codici miniati del Duomo attraverso le miniature, e ci sarà la possibilità eccezionale e unica poi di ammirare tutte le miniature presenti in questi fogli e in quelli del graduale vicino, il graduale numero 1, per l'unica volta nella mostra. Dopo 40 anni si vedranno tutte le miniature. E allora, insomma, diciamo che ci sono altre cose da scoprire, noi ve ne abbiamo fatte vedere alcune, sicuramente forse le più importanti e le più belle, ma ce ne sono altre per venire a vedere questa mostra. Grazie tantissimo a Federico Lovison, che è il curatore di questa mostra, anche per questo viaggio che ci ha fatto fare. Grazie Daniele, veramente grazie a Telefriuli per questa opportunità veramente bella. A tutti i telespettatori vi aspettiamo volentieri per effettuare proprio con voi questo viaggio nel tempo. Grazie. Allora, grazie ancora, c'è tempo infatti fino al 31 di ottobre, andiamo in chiusura di trasmissione con l'assessore alla cultura Ester Filippuzzi, che ha contribuito in maniera importante all'allestimento di questa mostra, alla quale chiediamo anche qualche numero. Ecco, com'è andata fino adesso, Assessore? Devo dire, innanzitutto grazie a Telefriuli che siete venuti qui appunto a visitarci. La mostra sta andando ed è andata benissimo, siamo arrivati a 4.000 presenze, quindi un numero eccezionale per 3 settimane di mostra, perché purtroppo ormai siamo al 2021, quindi questione di 8-9 giorni e la mostra si conclude. Si concluderà con un bellissimo concerto, così come era iniziata, con un bellissimo concerto in Duomo. Allo stesso modo si concluderà in Duomo la sera proprio del 31 con un concerto, un vespro solenne, e quindi immagino che il Duomo, al pari dell'inizio, sarà ugualmente pieno, la platea insomma non mancherà sicuramente. E devo dire che questa mostra sicuramente ha segnato nella storia di Spilimbergo una pietra miliare, perché avere un eccezionale, proprio davvero un'opera così eccellente nel nostro pur bellissimo palazzo qui Taddea, penso sia una cosa che lancerà, anzi sicuramente sta già lanciando Spilimbergo fra le città che hanno un'offerta culturale di grandissima qualità. E tra l'altro l'amministrazione, proprio perché la cultura vogliamo che arrivi a tutti, quindi tutti devono usufruirne il più possibile, anche chi si muove, diciamo proprio così, papale, si muove poco da casa, vuoi per motivi economici, vuoi perché non può, perché insomma... E invece in questo modo, avendo voluto fortemente un ingresso gratuito, possono tranquillamente accedere alla mostra coppie, quindi anche con figli, e la spesa è praticamente nulla. Quindi è un invito che rinnovo a tutta la popolazione ancora a cibarsi, a nutrirsi di questa offerta, perché penso che difficilmente si potrà riavere il maestro veneziano, il maestro del Rinascimento, fra queste sale. Non si sa mai dire mai, però insomma questa è un'offerta veramente eccellente. Tra l'altro proprio per l'occasione, il 23 invece, quindi sabato mattina, verrà presentato il volume che è stato dedicato a questa mostra, edito naturalmente dalla città di Spilimbergo e curato logicamente dal nostro storico Federico Lovison. Quindi un ricordo, penso, una testimonianza di questa mostra che penso che più di qualcuno potrà sfogliare con piacere, perché c'è proprio la storia intera e la documentazione di tutto quanto è stato fatto, perché il percorso per arrivare qui è stato lunghissimo. Dagli spilimberghesi che cosa hanno detto? Qual è il feedback? Importante immagino, ma insomma si rendono conto ogni tanto di avere anche dei tesori in casa? Ecco, in realtà gli spilimberghesi, devo dire anche grazie alle 2 giornate del FAI che sono proprio passate sabato e domenica scorsi,
hanno sicuramente o stanno riscoprendo la bellezza di questa città, che ha grandi eccellenze, perché è scuola di mosaico, il CRAF, un centro storico che è stato rinnovato negli anni e che io vedo, sento i commenti appunto in cortile, anche qui della Corte, tutti elogiano per la bellezza, quindi penso proprio che le mie concittadine e i miei concittadini si siano resi conto o si stiano rendendo conto di vivere davvero in una bella città. Personalmente ritengo Spilimbergo una città assolutamente che può fare concorrenza a 100.000 altre. Qualcuno mi dice, non è Venezia, certo. Venezia è una città di laguna, è una Venezia che ha una sua storia, Spilimbergo ha la sua, ma una storia importante che risale a centinaia di anni fa e che comunque, grazie al tagliamento che scorre qui sotto, noi siamo qui in alto sulle rive e si è creata questo nucleo che viene visitato da sempre più persone. Pensi che domenica scorsa sono passate 2.000 persone in mostra, 2.000 in solo il sabato pomeriggio e la domenica, quindi numeri altissimi. Che fanno capire insomma l'importanza che quando si fanno anche delle cose belle vale la pena venirle a vedere, la gente viene volentieri, c'è tempo, lo ricordiamo, fino al 31 di ottobre. E poi aggiungo, uno degli scopi di una mostra così è quello di scatenare la curiosità. Se questa mostra scatenerà il desiderio di andare anche a Venezia, ma ben venga. E allora speriamo di aver dato una mano anche noi a scatenare questa curiosità. Grazie all'assessore Ester Filippuzzi. Grazie a voi, è stato un piacere. E avanti, in alto i cuori e andiamo avanti così, con questo passo. Ottimo, grazie. Finisce qui questa puntata di Screenshot tra le bellezze a Palazzo Tadea della mostra, che ha come centro il ritratto di Juan Antonio da Ponte fatto dal Tiziano. Grazie a voi per essere stati con noi. L'appuntamento è per domani sera. Arrivederci.